Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera, prima puntata del 2025, Buon 2025 ai nostri carissimi affezionati spettatori, buon 2025 a Marco Testoni e iniziamo con una novità di questo nuovo anno. Saremo su TikTok e su Instagram con delle pillole delle nostre puntate, di tutto quello che noi faremo durante l'arco dell'anno. Tutto il resto, ovviamente tutte le puntate integrali, quelle che state vedendo adesso, invece continueranno ad essere sia su YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Ma veniamo al magazine di questa settimana, Massimo. Di che cosa consta? Che cosa consta? Consta di un documentario che trovate online, in streaming, e di un film ancora al cinema notevolmente importante. Del film parlo io, Conclave, del documentario Score, la musica nei film, ne parli tu. Parti tu, giudizio di Score. È un film discreto, un documentario discreto per chi si vuole avvicinare al mondo delle colonne sonore, però dico subito che è Hollywood centrico, cioè è pieno di compositori americani che hanno una loro particolare visione appunto della musica per il film. Quindi ecco qui il contributo. Un film del 2017 che i suoi anni li sente tutti, ecco, in qualche modo, perché 2017-2025, insomma, sono passati 8 anni, ma 8 anni molto intensi, sono cambiate tantissime cose, quindi potrei dire che se nel 2017 il tematismo musicale era ancora forte, abbastanza forte, diciamo che adesso è molto meno incisivo il leitmotiv e quant'altro. Quindi, a prescindere dal valore storico di un documento del genere, di un documentario del genere, che vede, lo ricordo, la regia di Matt Schrader e ospiti un parterre di compositori tipo Hans Zimmer, Danny Elfman, John Williams, Trent Reznor, James Cameron, regista Randy Newman, Quincy Jones, Marco Beltrami e molti altri. Però c'è un però. Io ho sempre creduto che la musica da film non fosse solo quella nordamericana, no? Ci sono moltissimi compositori europei, moltissimi compositori in tutto il mondo, c'è la scuola orientale che è fortissima, la scuola persiana che è altrettanto fortissima, quella americana, che è quella diciamo più istituzionalizzata, più strutturata, non è che una di queste scuole. Quindi sentire parlare solo ed esclusivamente musicisti che in qualche modo fanno parte di quel modo di intendere la musica e il commento musicale è da una parte, ripeto, molto giusto, perché stiamo parlando pur sempre della cinematografia numero uno nel mondo, però dall'altra parte ad esempio quel tocco a mio modo di vedere un po' più raffinato, un po' più fuori dalle regole hollywoodiane che hanno ad esempio i musicisti soprattutto di scuola europea, di tutti questi non si parla, mi sembra che si parla solo di Morricone, se non vado errato. Quindi bellissimo film, bellissimo documentario, andatevelo a vedere, soprattutto come valore storico, però ricordatevi che si sta parlando solo di una parte del mondo. Senti, ma dove si trova? Si trova su My Movies, un canale che mi sento di poter sponsorizzare perché veramente c'è dentro tantissime offerte molto interessanti a un prezzo peraltro ragionevolissimo. Allora, invece veniamo a te. Tu invece sei decisamente più importante come titolo, già il titolo stesso, Conclave. Film del 2024, ma ancora ampiamente in sala, anche perché è un film che sta ottenendo diverse nomination, andrà sicuramente all'Oscar, Golden Globe e quant'altro, di Edward Berger, basato sull'omonimo romanzo di Robert Harris. Ovviamente nomen omen, il titolo già parla da sé. C'è il conclave per l'elezione del nuovo Papa e lì ne succedono di ogni. A un certo punto assume anche le fattezze di thriller, anche se poi con i vari colpi di scena andremo da tutt'altra parte. Non si può parlare e non si deve spoilerare perché poi il finale è abbastanza particolare, e dico particolare per non dire scioccante. E interpretazione straordinaria, a dir poco magistrale, ma ne aggiungerei aggettivi a iosa, di Ralph Fiennes, che è tornato
in un ruolo di quelli che veramente gli è congeniale. Vi consiglio di vederlo in lingua originale se potete, ma anche il doppiaggio l'hanno fatto in maniera, come sempre, e in taluni casi, soprattutto quando c'è un film di una certa caratura come questo, e in maniera veramente egregia. Allora, vi dico soltanto che Ralph Fiennes, oltre ad essere uno dei protagonisti, il cardinale Thomas Lawrence, è anche il produttore esecutivo di questo film, dove vede la presenza di Stanley Tucci, uno dei cardinali, fa l'italiano. John Lithgow, è una vita che io adoro questo attore. Per gli amanti dei film degli anni '80 era colui che il papà della famiglia, che accoglieva in casa il famoso Bigfoot, ma nonché uno dei cattivi e dei killer di Brian De Palma per doppie personalità. Sergio Castellitto, che gigioneggia alla grande, ma nel ruolo perfetto che gli è stato affibbiato, perché devo dire che deve gigioneggiare, poi deve fare l'italiano, ma l'italiano quello là veramente esagerato, esacerbante. E Isabella Rossellini, che fa la madre superiora delle confraternite delle sorelle, che sono al servizio completo di tutti questi cardinali, vescovi e quant'altro, che si riuniscono in questo conclave per eleggere questo nuovo papa. Le musiche sono del premio Oscar Walker Bertelmann, che all'epoca non mi piacque sul film bellissimo, tra l'altro, un film di guerra che era... Niente di nuovo sul fronte occidentale. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Invece in questo caso ha fatto un lavoro, devo dire, incredibilmente sottopelle. Riesce a descrivere la cattiveria, ma anche tutte le dinamiche che sembra invece che stare all'interno del Vaticano, sembra di trovarsi a Wall Street. Mi capitò moltissimi anni fa, quando ero giovincello, di andare a fare un giro per il Vaticano per gli uffici, quelli dove mi sembrava veramente di essere a Wall Street, mancavano solamente gli schermi. Qui devo dire che è la stessa cosa, mancano gli schermi, ma qui c'è il gioco di potere, il gioco razzista, c'è un razzismo che va ben oltre l'immaginabile, il gioco anche delle cattiverie tra le diverse etnie, perché quando sono in mensa si dividono, ci sono i sudamericani da una parte presi per i fondelli, gli italiani da un'altra parte presi per i fondelli, e poi gli inglesi, gli americani e via discorrendo. Voglio ricordare, Massimo, che comunque Habemus Papam toccava delle tematiche del genere. Bravissimo, e hai colto un'altra cosa che voglio lì buttarla come aneddoto. Il conclave avviene dentro la Cappella Sistina, quindi immaginatevi l'affresco di Michelangelo che sovrasta tutti. Sono girate tutte nelle stesse location di The Young Pop, New Pop di Paolo Sorrentino e nelle stesse location esterne usate da Nanni Moretti per Habemus Papam. Insomma, un film natalizio a tutti gli effetti. Quello che non ho capito, ritornando a Bertelmann, se è una colonna sonora dove c'è i suoi pianoforti preparati o invece è più tradizionale. Allora, di tradizionale in realtà c'è ben poco, è ravvicinabile a un certo lavorio fatto nella musica concreta da John Adams o anche da Bela Bartok, Gheorghe Ligeti e quant'altro. C'è un tema che si ascolta solo alla fine, perché alla fine c'è qualcosa che ovviamente porta a questa esplosione. Ok, allora direi che per oggi è tutto. Abbiamo presentato un documentario, The Score 2017, con i principali protagonisti, compositori del cinema nordamericano su My Movies, e invece Conclave su cinema. E in più, attenzione, prima di lasciarci, c'è una novità che il buon Massimo ha confezionato all'interno del magazine di colonne sonore. Di che cosa si tratta questa iniziativa, Massimo? Grazie per la citazione. colonnesonore.net. Ho confezionato su Spotify, nel canale legato proprio alla rivista web, due compilazioni, due playlist con 110 canzoni ciascheduna, le migliori movie song della televisione, del cinema, del passato e del presente. Quindi vi potete veramente, sono oltre 7 ore di musica da ascoltare, e quindi vi potete dilettare a riscoprire o a conoscere per la prima volta le più belle canzoni originali, non ispirate o prese. Certo. Bene. Tanti cari saluti a tutti quanti, alla prossima. Ciao Massimo, ciao a tutti. Ciao Marco, buona visione.